Aiuto! Ho 45 minuti scarsi per fare questo video perché poi voglio andare a vedere assolutamente Milan-Juve, ma è successo la qualunque, perché nel giorno in cui Marotta prende i microfoni e risponde alle accuse in maniera che va analizzata, perché sembra un po' nervoso, gli scappa un non ricordo che è molto particolare. Io vi avevo anche promesso le parole di Conte, l'analisi delle parole di Conte, e secondo me il problema della comunicazione diventa importantissimo. Cominciamo. Sorry Babi, ha chiuso la porta, possiamo sfogarci. Allora, facendo ordine, perché è difficilissimo questo video, tecnicamente, perché vorrei portarvi una serie anche di parole scritte, però non lo so se riuscirò a fare tutto. Che vitaccia! Il voler parlare di tutte le cose. Ci sono giorni in cui non c'è niente da dire e adesso invece bisogna battere il ferro caldo di cose che stanno sconquassando tutto il sistema calcio italiano. Aiuto, vi chiedo un like se ce l'avete, sta qua, si clicca qua il like, cliccate il like e andiamo avanti. Ci sono anche molti nuovi iscritti, vi abbraccio tutti, benvenuti. Allora, partiamo dalle parole di Conte e riesco a unire il tutto, e poi forse sul finale vi voglio fare anche una considerazione su Lukaku, perché secondo me Conte ci è rimasto molto male. In copertina ci metto anche Marotta perché è la cronaca e alla fine l'Inter non... Incredibile. Però la partita dell'Inter vi rimando a calcio fluido, perché lì posso parlare insomma delle altre squadre, Torino-Inter e Milan-Juve, e facciamo un quadro completo. Allora, Conte quando gli si chiede insomma della bella prestazione con la Cremonese, ritorna sulla Lazio. Questa cosa non mi ha fatto impazzire, perché lui ribadisce: abbiamo fatto il 70% di possesso, sono arrivate troppe critiche, la sofferenza di Conte sotto questo punto di vista. Non tornare sulla Lazio, dici che quella là l'abbiamo sbagliata, secondo me è più corretto, e secondo me lui sta ancora soffrendo per aver comunicato volontariamente o involontariamente, secondo, terzo, quarto è la stessa cosa, e ci stiamo rendendo conto, e credo che anche Conte si sia reso conto che il secondo posto è molto diverso dal quarto, per molti motivi, wink wink. Quindi abbiamo vinto uno scudetto, abbiamo vinto la Supercoppa come all'epoca di Maradona, siamo secondi, quindi vedi che lo ribadisce, anche lui ne è orgoglioso. Ci ricorda che comunque mancano Di Lorenzo, Neres, Lukaku e Vergara, e quando dice Lukaku e non dice Romelu, già lì abbiamo la sensazione, ne abbiamo parlato nel gruppo Telegram, insomma lui ci è rimasto molto male. Non chiamarlo per nome fa strano per il rapporto che hanno. I ragazzi meritano di finire nel migliore dei modi per tutto quello che hanno fatto, e questa è una considerazione giustissima, anche perché i tifosi si sa che hanno la memoria del pulcino, che si ricordano l'ultima partita, si dimenticano quella, quindi dobbiamo finire bene, dobbiamo finire in crescendo, anche, aggiungo io, per proiettarci verso la prossima stagione. E poi aggiunge: le altre fanno una comunicazione migliore della nostra. Ora qua può essere un mea culpa, e io ce lo metterei il mea culpa dentro, perché è lo stesso Conte che non comunica benissimo a volte, perché è nervoso, il risultato gli mette ansia e quindi reagisce in un certo modo. E collego le due cose al che significa di Conte quando nella sua foga dice ma che significa, ma che significa, ma che significa, e lo comparo con le parole di Marotta di oggi, che invece è molto più risoluto e dice no, noi siamo stati defraudati nella stagione scorsa, è un fatto oggettivo. E lì che lui mette un punto, Marotta mette il punto, e sotto quelle parole è difficile poi interpretarle, cercarle di twistare. Quindi nella comunicazione, secondo me, Conte fa riferimento anche all'ambiente Napoli, ai giornalisti che non sanno difendere, anzi preferiscono dividersi tra chi porta avanti un certo discorso e chi preferisce criticare. Però lui dice: altre squadre che stanno facendo peggio di noi, io sento in giro che stanno facendo una grandissima stagione, mentre noi vediamo che, per esempio, faccio l'esempio di Pedulà, ma è uno dei tanti, ci possiamo mettere. Se attraverso casa, la strada di fronte casa, dentro il mio amico che mi taglia la mortadella tutti i giorni, con tutto il rispetto, anche per lui è molto grave. Il pastore di cronache, Sabatini ed altri, che dicono no, la stagione del Napoli non è positiva, punto.
E quindi il problema della comunicazione secondo me è importante ed è uno dei punti su cui il Napoli dovrebbe lavorare seriamente. Non lo so se non fare più le conferenze è un bene, non lo so se servirebbe, forse serve un modo anche congiunto tra società e allenatore. Diciamo questa cosa qua perché è meglio, poi non è destabilizzante. Secondo me su questo ci dobbiamo lavorare. Poi gli chiedono di McTominay centrocampista, cosa forzata dagli infortuni, ma è il ruolo suo. Anche qua Conte va un po' secondo me in difficoltà, e secondo me è anche giusto che lui torni sui suoi passi, perché dice no, io lo avevo già messo in mediana come box to box, e poi aggiunge la cosa bella: c'è più spazio se arriva a fari spenti, quindi parte da dietro e arriva a fari spenti, e poi ci dice il perché. Poi non lo ha fatto più perché dice uno cerca di far convivere i più bravi, quindi la voglia di mettere Anguissa, che è uno dei più bravi che abbiamo, sposti McTominay in avanti perché non vuoi perdere nessuno. Il rendersi conto che Anguissa non sta in forma e che McTominay te lo ritrovi anche avanti se gioca box to box, secondo me è il compromesso ideale finché Anguissa non troverà la forma migliore, se la troverà. Poi quando gli chiedono di Lukaku, Conte ci confessa che lui è venuto al centro sportivo, nessuno ha bussato ed è molto dispiaciuto, si cerca di capire tutti, nessuno vuole capire l'allenatore. Ma qua Conte è chiarissimo che se l'è presa con Lukaku, mentre Pedulla dice forse è colpa di Lukaku se non ti hanno bussato, come se Conte avesse dato la colpa alla società per il fatto che Lukaku non lo abbia bussato alla porta. È la voglia di dare addosso a Conte, visto che non puoi farlo più sui risultati sportivi, visto che abbiamo vinto, trovi un modo per dare addosso a Conte in questo modo, oppure è la superficialità con cui si ascoltano le interviste. Noi sul Napoli ovviamente ascoltiamo con dovizia di particolari perché ci interessa la verità. Anche poi in conferenza dopo l'intervista dice seduti in poltrona ci guardiamo le partite degli altri, siamo al secondo posto, quindi rivendica questa cosa. Il Napoli ha alzato le aspettative, scopro che se non vinciamo lo scudetto è un fallimento, una cosa mai vista prima d'ora, vuol dire che noi la geografia l'abbiamo cambiata in 2 anni, e questo gli dovrebbe essere dato come merito. McTominay non ha l'1 contro 1, box to box, e rende al meglio, quindi ci siamo. L'importante è non dirgli ma allora McTominay forse in questa posizione, perché lui a quel punto ti deve ricordare: ma vi siete dimenticati che ha fatto mezzo campionato così perché non avevamo più chi mettere? Quindi già lo avevo, la squacqua calda l'avevo già scoperta. Ripartire da KDB, pensiamo al presente che è il Como che ha vinto, e poi faremo il recap di tutto. Abbiamo i fucili puntati addosso, leggo di campionati straordinari di altre squadre, la comunicazione, quindi ribadisce questo. E nella comunicazione io faccio questo paragone con quello che è stato l'intervento di Marotta, che si ritiene assolutamente estraneo alla cosa, però bisogna sottolineare che ci sono stati dei momenti in cui Marotta era in grossa difficoltà, respira, prende tempo, a un certo punto dice non sento, e secondo me un pochino in difficoltà. Dovevano rispondere assolutamente, va lui ai microfoni in prepartita, non lo so, è un pochino particolare che poi arrivi anche un rigore molto dubbio a loro sfavore. Questo ne vorrei parlare poi con dovizia di particolari nel video su calcio fluido, perché là parliamo proprio di campo, e onestamente vi anticipo che quel rigore se lo danno contro di me, ovvero ce l'hanno dato contro Buongiorno, parla che sbatte vicinissima, è un rigore che io non accetterei contro di me, e invece evidentemente si sono girati quelli al VAR, nessuno ha bussato alla porta, non c'era, perché non c'è più Rocchi, rendiamoci conto, e allora è uscita questa decisione qua. Però il momento è diverso, perché questo è un quando con l'Inter con un vantaggio incredibile, mentre quando ci facevano una serie di schifezze a noi tutta una dietro l'altra ci hanno ammazzati fino a farci perdere il contatto con la vetta, che tu adesso cerchi di riequilibrare, dici anche a noi un sacco di cose, no, non funziona più. Però questo è un giochino vecchio come il cucco. Quindi questo è quanto. Ragioniamo, lo chiederei al Napoli più che ai tifosi, ragioniamo sulla comunicazione per capire se si può fare un ulteriore salto di qualità, un passo in avanti, perché sono cose che ti tolgono energie all'ambiente, rendono i giocatori a volte meno sereni, e facciamo tanti autogol, mentre altre squadre sembrano più forti sotto quel punto di vista, quando devono mettere un punto serio, quando devono lanciare dei messaggi che poi in qualche modo influenzano
apprezzano quelli che sono i risultati. Non possiamo fare finta che questo non sia un altro elemento che stabilisce poi come finiscono i campionati. Poi, in chiusura, per quanto riguarda Lukaku, secondo me Conte ci è rimasto molto male. Lukaku ha ripostato una storia oggi dove scrive: proteggere la tua pace non è egoismo, è necessario. E secondo me non dobbiamo dimenticare il lato umano. Io comprendo prima di tutto Conte, perché il rapporto che hanno meritava un esito diverso, un comportamento diverso da parte di Lukaku, ma che lui abbia perso il padre da poco, relativamente da poco, perché lo ha perso a settembre, non dobbiamo sottovalutare quello che può essere stato l'impatto sull'uomo Lukaku. Le lacrime ce le siamo già dimenticate, ma erano lacrime di un omone in grossa difficoltà, che ha sofferto tantissimo. E ci aggiungo un particolare che è sfuggito a molti, era sfuggito a me, non me lo ricordavo. Insomma, hanno avuto dei problemi anche a fare i funerali in Belgio con la famiglia, perché altri parenti lo hanno trattenuto in Africa, penso, la salma. Quindi veramente sono momenti molto molto seri di un uomo che capitano una volta nella vita, e probabilmente questo è un momento di autodifesa di Lukaku. Conoscendo molto bene il personaggio Conte, probabilmente Conte l'avrebbe messa sul piano sportivo, dice: no, tu devi stare qua, anche se stai al 30% mi servi, mi puoi dare per lo sprint finale. E Lukaku invece, che è andato in nazionale convinto di poter dare una mano, magari stare vicini anche alla famiglia, si è ritrovato di nuovo infortunato, dice: io che vengo a fare, comunque non gioco, cerco di stare più vicino alla mia famiglia. E secondo me è un lato umano che non dobbiamo dimenticare. Io busso a Conte mi parla di calcio e dico: ma io non sto bene sotto troppi punti di vista. E quindi piano, non mettiamo sempre davanti le ragioni sportive, le ragioni della nostra squadra, quando poi ci sono cose gravi personali che spesso ci dimentichiamo e che se non le viviamo non le possiamo capire fino in fondo. Da New York, Valerio Fluido è tutto, devo scappare, c'è il Milan, c'è la Juve e... d'Italia. Sembra quasi che sai, poco. Allora, vi rimando poi al Calcio Fluido, facciamo tutto insieme domani un'analisi bella cuduriosa per quanto riguarda Napoli-Cremonese, perché ci sono state molte azioni belle e si deve poi traslare tutto questo contro il Como. Non sarà facile, ma è entusiasmante. I like!